Nuovo collegamento. Allora, un altro ospite è venuto a trovarci in questa mattinata ripiena di ospiti, perché ne abbiamo avuti già ben 4, Sì. e intanto si sta formando un capannello proprio di fronte a noi, per adesso tanti cani e tanti bambini, ecco, ma arriverà anche tanta gente e questa... Beh, anche ora di pranzo. È anche ora di pranzo, Però noi abbiamo tanto pubblico anche da casa dietro quelle telecamere. Esattamente, volevo proprio dire quello, ma dietro quelle 2 telecamere, peccato che non possiamo inquadrare il giovane regista di questa mattinata, però dietro quelle telecamere ci sono tante persone a casa che stanno incuriosite, ci stanno da questo edicolando. seguendo. Allora noi tra poco parleremo di qualcosa di in controtendenza nella nostra città, un locale che riapre. Non mi dire, è impossibile, Mao. È una cosa veramente in controtendenza. Io vedo tutto che chiude, invece siamo riusciti a trovare qualcuno che è riaperto. Anzi, quest'oggi già è il secondo, se non sbaglio, perché anche l'attività che Roberto ci ha raccontato era un'attività chiusa che poi ha riaperto. Però qui stiamo parlando proprio di un'attività, di un locale anche. Chi non è mai andato in questo locale? Ecco, un locale storico della nostra città, tra l'altro molto legato alla musica, quindi io direi, prima di introdurre Umberto, che già vedete il nostro ospite, potremmo fare un piccolo brano musicale, che è la cosa che tende ad allontanare il più possibile la gente, ho notato, perché interessa più spaventa un po' l'ospite che non il break musicale. Forse abbiamo scelto degli brani sbagliati, è un po' particolare. Forse con un repertorio internazionale ci avviciniamo di più al nostro pubblico, dottore. Allora io andrei in Latino America, Mao, con un classico della musica messicana, reinterpretato da noi. E siccome non abbiamo i fiati, ci tocca anche qui farli a noi. Vabbè, ma noi siamo bravi a fare i fiati. Figurati. Si nos dea, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dea, nos vamos a vivir en un mundo nuevo. Yo procuro ser el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Ay, 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 si nos dea, buscamos en un rincón cerca del cielo, si nos dea, vamos a vivir en un tenso pelo, è vero, Mauro. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dea, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos deja, de todos los demás se lo olvidamos. Ancora uno. Si nos deja. Eccola, grazie. Applauda signora, non faccia, applauda signora, cosa sta facendo? Va bene, ma anche lei, per favore. Ma i cracker a lei piacciono tanto, dottore, lei senza cracker non va da nessuna parte. Una signora, quindi, come diceva sempre mia madre, dove vai? Vado via in vacanza, portati un pacco di crack. Non si sa mai. Non si sa mai. Vabbè, i crack un po' erano come le mutande senza buchi.
No, grazie, dobbiamo parlare, sai che schifo, grazie. Vabbè, non vogliamo mancare di rispetto chiaramente No, al nostro certo, ospite, visto che abbiamo qua abbiamo il Umberto, protagonista di qualcosa che va in controtendenza. Parliamo Sì. dell'imbarchino, del fatto che ha riaperto, e ne possiamo parlare adesso. Scusate la rima, non era con Umberto, Umberto, allora facciamo un applauso a Umberto, il nostro ospite. Umberto, voi invece di chiudere, se appunto come diceva Mao siete andati in controtendenza, avete aperto. Quali sono state le congetture che hanno fatto sì che l'imbarchino, un locale storico, così abbia riaperto? prima chiudesse e poi riuscisse a riaprire, diciamo, ecco. Allora, ciao a tutti intanto, ciao ragazzi, è un piacere, molto... Sì, abbiamo il microfono che è un po' come noi, cioè non funziona. Allora, eccolo là. Vedi, se stai così invece, perché oggi abbiamo... Però guarda, ti do questo che sicuramente... Ecco qua, ti do questo che sicuramente avrai la voce di un tamburo. Bello, Ecco. l'ho sempre sognato. Ecco, vedi, ecco. Allora, cosa è successo perché riaprissimo? Che avevamo un sacco voglia di ritornarci. Io, come i miei soci, i miei colleghi, abbiamo passato tanti anni lì a studiare. Ecco, perché tu fai parte della vecchia gestione di questo storico locale. Lui era un avventore, No, che andava lì. Eri un avventore. Del mattino. È un avventore, non lo Avventore, sapevo. capito, un avventore. E quindi negli anni 2008-2012, quel periodo là, era un punto di riferimento, come lo è stato prima, lo è stato dopo, Certo. è stato in continuazione. E quindi ti sei detto, ma perché un locale che ci ha dato così tanto deve rimanere chiuso? Certo, uno a livello personale, due anche a livello di vita della città, ci sembrava proprio una cosa che passandoci davanti e vedendolo chiuso dici ma che diavolo, Certo. com'è che è chiuso? Poi adesso al Valentino praticamente non ce ne sono più di locali, mi siete rimasti l'ultimo faro, No, infatti l'ultimo la sensazione baluardo. non me la sono tolta perché comunque andando all'imbarchino passo davanti al fluido e dico ma porca. Anche quello certo, chiuso, certo, è vero, certo, è vero. certo, Sono rimasti solo più i canottieri, cioè, qualche chi fa, canottiere, sì, chi fa lo sport legato a fluviale, legato al fiume. Quindi avete riaperto però con una formula particolare. Allora sì, c'è un bel incastro dietro a questa Ecco. riapertura. Il locale è di proprietà del comune, i muri sono del comune, che nel 2016 l'ha messo a bando, era in scadenza la gestione che c'era Ok. all'epoca, l'ha messo a bando e abbiamo partecipato con 3 associazioni, Banda Larga Amici dell'Imbarchino e AEGE. Banda Larga è l'associazione che gestisce Radio Banda Larga da 7 anni, Sì. da cui veniamo buona parte di noi, anche i membri di Amici dell'Imbarchino, mentre Che AEGE trasmetteva dall'imbarchino, se non è sbaglio. nata nel 2012 all'Imbarchino come radio del locale, poi Sì, è diventata sì, sì. la radio più sparsa in giro fra Torino, anche Berlino negli ultimi anni, eccetera. E niente, quindi abbiamo fatto questo trio di associazioni che si sono riunite in un ATS, che è l'organo al quale il comune dà in gestione lo spazio. L'ATS, visto che poi le associazioni invece formalmente non possono gestire attività commerciali se non sotto il 49% del fatturato dell'anno, Questa è dell'associazione, legge. abbiamo dovuto aprire una società. Nell'aprire una società abbiamo pensato, visto che era un posto pubblico, che era un investimento che comprendeva, cioè questo lavoro, creare l'imbarchino nuovo, è una cosa che aveva elementi sia imprenditoriali, di investimento, di rischio, sia elementi per noi invece di servizio sociale in una certa certo. misura. Abbiamo pensato alla società Benefit, che Che è una formula particolare. Di solito sono società non profit, lo dico per lei dottore che so che è anche un po' un notaio, ci sono società non profit Soprattutto. che in effetti, come dire, dovrebbero avere il pareggio di bilancio, insomma non avere utili, Esatto, no? allora noi in realtà è una qualifica strana perché ti permette anche tecnicamente di avere un utile. Invece la società Benefit, quella che avete La fatto Benefit voi, te lo puoi avere permette. un utile. Noi, la cosa importante è che nel fare lo statuto della società abbiamo dovuto indicare degli obiettivi non economici, quindi diciamo se fai una società hai un obiettivo economico che è quello di fatturare. Sopravvivere, fatturare, chiaro. Far soldi, certo. Quantomeno per pagare gli stipendi, diciamo. Poi l'utile è un di più a cui ambisci magari, chi più, chi meno, eccetera. La società Benefit ti impone di mettere degli obiettivi di natura ecologica oppure sociale o culturale e di perseguirli con lo stesso livello di priorità. Ah, Quindi noi abbiamo scelto una serie di obiettivi, avendo un'attività, un luogo di aggregazione nel parco, abbiamo pensato molto a lati culturali, quindi eventi, concerti, cose di questo tipo, ma anche all'impatto ecologico sul parco. Abbiamo steso questo statuto e adesso ci tocca seguirlo. Meno male, meno male. E tra l'altro l'hanno subito, diciamo, come dire, non è che hanno evaso questo
diciamo, loro compito. Volevo soltanto dire, tra l'altro la società Benefit, se non ho capito male, è un assetto societario abbastanza nuovo, che è stato, come dire, da qualche anno che è venuto, diciamo, c'è stata Sì, questa possibilità. in Italia no? è Quindi, stato introdotto col decreto legge 1882 del 2015 dal sono governo 4 Renzi. anni. Quindi sì, Ed il è giovane. l'unico stato al mondo, oltre ad alcuni stati degli Stati Uniti, in cui questa forma è riconosciuta. Negli Stati Uniti è nota come B Corp, B Corporation, ed è più abitualmente perseguita da grandi società che devono, come dire, rivedere un po' il loro impatto e quindi Certo. inserirsi magari Lavarsi un po' la coscienza, diciamo. Adesso vorrei sembrare un po' tranchant, però, E insomma, quindi in nel qualche vostro modo. statuto, oltre a esserci così delle iniziative, cioè voi vi facevate garanti di portare avanti iniziative culturali e quant'altro, c'era anche quello di salvaguardare l'ambiente, quindi la sostenibilità. In che modo voi siete riusciti a farlo? Allora, permettendo che ce n'è ancora da fare per migliorare, Beh, cioè, stiamo quello studiando, sempre, quello sempre. stiamo cercando un po' Cioè, di però i capire. primi passi vi siete mossi in che direzione? Cosa avete fatto? Perché ci sono... Allora, alcuni dei lati principali sono la scelta delle forniture e dei fornitori. La qualifica di società benefit ti impone ad avere una relazione costruttiva con i fornitori, sia come modo sia come scelta dei fornitori. Quindi siamo andati a cercare il più possibile, poi non esclusivamente piccoli produttori o locali o attività che crescono nella nostra area, di modo da diminuire gli impatti sia ecologici sia lo spostamento di capitali verso altre aree e contribuire allo sviluppo del territorio. Quindi dal Quindi salame questo è al formaggio, al prosciutto, alle cose locale, che andiamo a mangiare, diciamo. sono il più possibile locali, più possibile scelti anche secondo criteri ecologici alla fonte, cioè Certo. come fanno questo come salame. viene prodotto. Poi un ambito fondamentale in un'attività che come l'imbarchino lavora tantissimo in pochi momenti, quando c'è una bella serata estiva, l'imbarchino è un casino della Madonna, storicamente come ovunque si è usato molto l'usa e getta, è la soluzione più semplice per questo tipo di fruizione. Anche più economica, se vogliamo, ma Esatto. più semplice più che altro. Soprattutto, Però crei sì, un fracco di quei pattume, montagne, montagne. Ed è di proprio lì pattume. che vi siete, diciamo, E invece lì abbiamo inseriti detto voi. bisogna fare qualcosa. Per fortuna nello stesso momento, diciamo, non è una sensibilità che è venuta a noi dal nulla, ma è un po' una sensibilità Condivisa, certo, che sta comune. cominciando a diffondersi. E quindi abbiamo trovato diverse proposte e possibilità per ridurre l'impatto ambientale in termini di usa e getta. Vabbè, intanto scegliendo di non vendere alcuni prodotti tipo le patatine, che un cliente su due arriva e chiede le patatine perché sono buone, anch'io chiedo le patatine. Certo. però Però il packaging questo che sono poi il casi. più delle volte non si sa neanche dove smaltire, perché quello delle Sì, ma poi patatine la è un po' patatina più... di solito c'è la patata coltivata in Ucraina, Sì, che poi va a essere sì, fritta certo, in Francia, anche. che poi va a essere asciugata in Italia e poi va a essere impacchettata in un altro posto ancora. Alla fine c'è il tuo pacchettino di patatine, costa €1, lo mangi, lo butti via. Ha fatto il giro del mondo, problema. diciamo, ha sporcato un po' bocca. Quindi ha fatto delle scelte, lasciami dire, anche abbastanza, diciamo, radicali per certi versi, perché anche da un punto di vista commerciale dalle patatine che arriva, si insomma, non è incazzano. proprio si incazza. Però giustamente lo fate cercando anche di creare una coscienza su questa cosa Sì, qui e cercando Ed- di trovare qualche alternativa. e trovare qualche alternativa. Sì, questo vi siete ingegnati, con cosa si può sostituire la patatina? Sono 2 mesi che stiamo lavorando con il tris siciliano di olive, lupini e taralli. Ecco, non è male, Non è non è male. male. Non dirlo a noi perché cioè, dico, sfondi una porta aperta, però ecco, quindi vi siete ingegnati anche per trovare delle soluzioni sugli snack, ecco. Esatto, cioè su quello poi è anche una delle cose su cui stiamo raccogliendo pareri. Uno mi dice ma anche anziché la Lupini, patatina potresti mettere quello. esatto, Io eccetera. raccogliamo tutto e ci valutiamo Quindi bene. nel frattempo, se volete andare all'imbarchino, provare, diciamo, questo nuovo menù e eventualmente dare dei consigli, chiaramente siete ben accetti. Ma invece l'iniziativa che adesso, come dire, state lanciando, anche se siete, diciamo, i primi in questo senso, ma speriamo che possiate contagiare tutto San Salvario e poi tutta quanta la città, è questa iniziativa che risponde al titolo di Plastic Free Movida, no? Dico bene. Allora sì, l'iniziativa di Grinto, che è un'associazione torinese che ha raccolto una serie di aderenti, dopo se non sbaglio li avrete fra l'altro Ma ospiti, certo, quindi noi ti potranno facciamo solo così imboccare questa ancora cosa meglio qua. raccontare. Esatto, loro Si cosa stanno fanno? già preparando al di là delle telecamere. Hanno messo su una rete di locali e di attività commerciali che sono interessate a ridurre l'utilizzo di usa e getta e hanno trovato un produttore di bicchieri di plastica riutilizzabile.
Quindi non è un no alla plastica, ma un no all'usa e getta, quello di cui stiamo discutendo, perché poi la plastica è un materiale meraviglioso, Sì, ci fai certo, un sacco di roba, certo. cioè il problema è poi come lo usi. Fanno questi bicchieri in plastica rigida che si lavano e si ridanno. Certo, Sono comodi certo. perché li impili come quelli di plastica usa e getta. Quindi quando vai alla cassa a fare lo scontrino per la bibita, insieme allo scontrino ti danno il bicchiere. Esatto, e lì c'è un altro degli elementi che commercialmente parlando è stato un po' più difficile in questi primi mesi, il fatto che visto che quel bicchiere ti deve ritornare, io devo mettere una cauzione sull'utilizzo di quel bicchiere. Chiaro. Quindi nel momento in cui tu mi paghi la birra bionda media che costa 4 euro, me ne dai 5, quando mi riporti il bicchiere vuoto ti ridò indietro 1 euro. Certo, Benissimo, ma questo è un all'estero modo- addirittura sono di gente che campa raccogliendo i bicchieri, li riporta e Esatto. poi, ma queste sono cose diciamo dell'altro Lo mondo. facevamo noi da bambini Con con le i mo- vuoti, con con le i lattine resi, anche, con le lattine si sì, faceva sì, sì, raccogliere. con il vetro, ecco. Bene, Poi, bene. è un meccanismo che ha un sacco di vantaggi anche sia in termini di servizio, che non devi avere il personale di sala che va a raccogliere chiaro, i è bicchieri, vero, cioè, è è vero, una cosa sì. che in realtà funziona poi molto bene nel nostro spazio. L'unico aspetto un po' critico è stato quello di, soprattutto su una clientela più anziana, proprio che non ha questa abitudine, perché beh, poi negli certo. ultimi anni molti si sono imbattuti, o chi gira per i festival o per l'Europa, è un meccanismo ormai consolidato. Su un pubblico invece più abituato al Un po' più rapporto adulto. fiduciario con il locale, C'è stata un po' di insomma, ma come diffidenza non ti fidi? all'inizio, certo, Te certo. lo No, ma- riporto, guarda che te lo riporto. lo so. Vabbè. Ci Vabbè. vuole un po' di tempo, però giustamente Però bisogna partire. democraticamente la cauzione vale per tutti, Vale per ecco, tutti. giovani e meno In giovani. realtà confesso qua che ci sono stati dei momenti di prima mattinata in cui il primo cliente del mattino mi sentivo un po' una cosa e gliel'ho fatto uscire senza, poi andavo a dare un'occhiata. Che tornasse veramente questo tornasse bicchiere. il bicchiere. Vabbè, guarda, comunque devo dire questa è veramente una bella notizia. Io spero che È una come dire, bella questo sia un notizia, cambio di anzi di ce n'è rotta. andato più di una, ecco, più di una, Umberto. Noi adesso possiamo magari approfondire meglio tra qualche istante questo discorso che diciamo della plastica fluida, perché tra poco arriverà con noi Vittoria di Green To, come giustamente Umberto ci accennava. Però io volevo chiedere, allora senti, visto che parliamo di imbarchino, visto che adesso ancora fa caldo, ci vuoi magari fare un minimo che cosa succederà all'imbarchino? Ci sono degli eventi che possiamo già segnalare per la prossima settimana? Poi per i pochissimi che non lo conoscono diciamo dov'è e quali sono gli eventi e quindi pubblicizziamo questo locale che finalmente ha riaperto. Allora, l'imbarchino sta in Viale Cagni 337, che detto così probabilmente nessuno ha idea che No, fosse questo il Valentino, luogo. Valentino, dai. Al Parco del Valentino sul fiume, subito dopo il fluido, è un imbarco storico sul fiume su 3 livelli. Dal punto di vista degli eventi, ecco, noi abbiamo quest'anno fatto costruire in collaborazione con un gruppo di studenti del Politecnico e il collettivo romano orizzontale, non verticale. Abbiamo costruito quel palco di legno che chi è passato dal parco in questi mesi Ha l'ha potuto visto. vedere. Sì. Questo palco è quello su cui stiamo facendo degli eventi il sabato e la domenica sera. Il sabato sera facciamo concerti principalmente, la domenica sera facciamo invece il cinema all'aperto, che è un'altra delle cose storiche dell'imbarchino. è vero, che si faceva con i film. Con la gente sul prato. Esatto, perché lì c'è quella specie di anfiteatro naturale, Naturale, sei sì. sdraiato sulla collinetta e ti guardi Certo. il film tutti insieme. Quindi stasera c'è il film. Quindi oggi domenica stasera c'è il film, vero? Only Lovers Left Alive, direi stasera, sì. Stiamo trasmettendo una serie di film che hanno una tematica riconducibile ad argomenti musicali in lingua originale, anche perché è un periodo in cui abbiamo visto molte persone non italiane guardarsi i film con noi, quindi è stata una scelta che ci è piaciuta anche per essere per tutti con i sottotitoli. Quindi Certo, Quindi, certo, va bene Se anche parliamo per noi un po' di lingua locali. noi, scusa Vito, ci mettiamo lì a vedere certo, i sottotitoli, certo. capisci? Rimane da dire che manca una parte importante dell'imbarchino per avere una programmazione culturale più ampia e continua, perché sul palco sopra abbiamo forti limitazioni dal punto di vista del rumore, dell'ordine pubblico, sicurezza e un assembramento di persone su cui in quest'epoca storica si deve prestare Fare molta attenzione Sì, perché la storia ci racconta, ci sono stati degli avvenimenti che hanno giocato a sfavore, ecco, Esatto. senza entrare nei particolari. E quindi quello che ci manca è la saletta sotto, la sala certo, Reni, la famosa. che Sì. è un punto dove
andando poi a richiedere la licenza di pubblico spettacolo non provvisoria ma continua, lì dall'anno prossimo, quando l'avremo ristrutturata, si potrà scatenarsi con eventi, una programmazione più fitta di eventi. Per ora quindi principalmente abbiamo il sabato e la domenica sera come eventi verso il Prato, e invece in settimana stiamo sfruttando la grande Radio Banda Larga che si è fatta il suo studiolo nuovo nel bar dell'Imbarchino, già una sua capannella, e da lì trasmette set, che quindi andando ad amplificare la musica di Radio Banda Larga facciamo comunque il pubblico può godere ugualmente della musica programmata dai DJ. Va bene Umberto, allora noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo. In bocca al lupo a tutti stasera voi. per il cinema, perché Sì, c'è il esatto. cinema all'aperto all'Imbarchino. All'Imbarghino, sulle sponde del Pompos, bellissimo, storico, e poi quest'inverno ci saranno delle nuove, hai anticipato delle cose, quindi sarete aperti tutti i giorni della settimana, avete una programmazione fitta. Certo, dovremmo chiudere per un mesetto per fare i lavori, Certo. o due per fare i lavori della Sala Remi, e poi il nostro piano è di tenere aperto sempre estate e inverno dal mattino alla sera, colazione, pranzo, cena. Allora, Bene. Allora, ci capiteremo di sicuro sicuramente, anzi proprio la Sala Remi poi ci interessa. Comunque adesso ti salutiamo Umberto, ti ringraziamo di essere venuto qui. Tra qualche istante invece parleremo, approfondiremo meglio questo aspetto di cui abbiamo accennato, di questa Plastic Free Movida. Tra qualche istante sarà qui con noi Vittoria. Quindi come dire, continuiamo con questa buona domenica a tutti, noi andiamo avanti. Rimanete con noi, piccolo break e poi ricontinuiamo. Grazie ragazzi. Umberto. Ciao.